De Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Pagina 145. Cristina! Cristina! Calma, Cirillo, cosa c'è? E sono qui. Indovina chi è venuto in classe questa mattina a farci una lezione? Vediamo un po'. Posso fare qualche domanda? Sì, certo. Uomo o donna? Uomo? Cantante? No. Attore? No. Acqua. Ah. Musicista? Acqua. Insomma, Cirillo, proprio non riesco. Ah, aspetta. Forse ci sono. Uno del Circo Melody. No! È difficilissimo! Te lo dirò io! È venuto l'ammiraglio Seawolf, cioè lupo di mare! E chi è? Ma è un grande ammiraglio! Comanda tutte le navi! Ci ha raccontato di tante battaglie navali! Ha detto che possiamo andare a visitare le sue navi quando vogliamo! Davvero? Allora sai cosa facciamo? Invitiamo anche i nostri amici di Gioca e Suona. Chissà che non possa scapparci qualche bel gioco. E per me è un vero piacere ricevere a bordo la redazione di Gioca e Suona al completo. I miei uomini sono a vostra disposizione. Nostromo? Agli ordini, signor ammiraglio. Prima di incominciare con le esercitazioni, illustri ai nostri ospiti le unità della flotta. Pagina 146. Ecco, in questo foglio vedete il profilo di tutte le unità, cioè delle navi. Questa è la nave su cui viaggio io. Come potete vedere, sulla bandiera c'è un simbolo che si chiama nera. Questa nera mi fa venire in mente qualcosa. Ah, sì! I tic-tac! Insomma, le note musicali! È vero, Cirillo, il simbolo della nera è proprio uguale alle note musicali di cui abbiamo parlato poco tempo fa. La nave che porta questa bandiera spara dei colpi di cannone di questa lunghezza. Sotto la mia nave ci sono le due navi più piccole della flotta. I simboli sulle loro bandiere si chiamano crome. Queste navi sparano così. Allora, per fare una nera ci vogliono 2 crome. Esatto. Passiamo ora alle navi più importanti. Sopra la mia nave ne potete vedere una più grande. Il simbolo della sua bandiera si chiama bianca e la nave spara colpi di questa lunghezza. E finalmente, in alto, vedete la nave più grande della flotta, l'ammiraglia, che porta nella bandiera un simbolo che si chiama tonda. La nave ammiraglia spara così. Allora, se ho capito bene, ci vogliono 2 crome per fare una nera, 2 nere per una bianca e 2 bianche per fare una tonda. Proprio così, Cirillo, e possiamo anche dire che 8 crome hanno la stessa durata di 4 nere, di 2 bianche e di una tonda. Pagina 147. Per essere sicuri che i nostri ospiti abbiano veramente capito, proponiamo alcuni test. Ancora? Aspetta a lamentarti, Cirillo. Forse il Nostromo vuole suggerirci un bel gioco. Era ora! Si tratta proprio di un bel gioco. Prima di tutto, però, dovete ritagliare le navi nella parte superiore del cartoncino numero 10. Ora guardate a pagina 147. Vedete le caselle vuote?
Dovete sistemare voi le navi incollandole sopra le caselle. In quale ordine? Nello stesso ordine in cui sentirete i loro segnali nelle sequenze che vi faremo ascoltare. E attenzione! I cartoncini rosa dovranno essere tutti nella prima fila, quelli verdi nella seconda, quelli azzurri nella terza fila e quelli color arancio nella quarta. Allora, ragazzi, siete pronti? Avete ritagliato le vostre navi? Nostromo, possiamo incominciare. Attenzione! Per aiutarvi abbiamo messo noi la prima nave. A voi il compito di collocare le altre 3. Ecco la prima sequenza. Seconda sequenza. Terza sequenza. Quarta sequenza. Avete collocato le vostre navi? Sì? Bene, adesso il Nostromo ci dirà la soluzione del gioco. Nella prima sequenza, quella rosa, le crome sono nella casella numero 2. Nella seconda sequenza sono nella casella numero 4. Nella terza sequenza sono nella casella numero 1. Mentre nella quarta... Vediamo se Cirillo ha indovinato. Nella quarta non ce ne sono. Bravo, Cirillo! Adesso che avete giocato e vi siete divertiti, è necessario che vi insegni una cosa che potrà esservi utile in seguito. Abbiamo visto che le crome si scrivono come le nere, ma con un ricciolino in più. Però le crome, quando viaggiano insieme, e questo capita la maggior parte delle volte, e si uniscono, si danno la mano. Insomma, si scrivono anche nel modo che vedete a pagina 147, nel riquadro sotto lo schema del gioco. Tenetelo presente. Pagine 148-149. Tutti ai posti di combattimento! È stata avvistata una flotta sconosciuta! Sono pirati! Guardi la loro insegna, ammiraglio! Per tutti i pappafichi! È la flotta del pirata Solfamorgan! Non sarà per caso un parente di Solfagio? Sì, è suo cugino, un tipo poco raccomandabile. Assalta tutte le navi per rubare tonde, nere e crome, un vero flagello per le navi che percorrono la rotta del pentagramma. Ah, che cos'è la rotta di pentagramma? È la strada su cui viaggiano le nostre navi. Ti spiegherò meglio un'altra volta. Ora dobbiamo affrontare il nemico. Riesco a vedere anch'io con il binocolo le navi di Solfamorgan! Tutti al riparo! Hanno aperto il fuoco! Nella parte inferiore del cartoncino numero 10 trovate anche le navi di Solfamorgan. Ritagliatele e poi fate attenzione alle bordate che vi faremo ascoltare. Dovrete metterle in ordine nelle rispettive caselle, come avete già fatto per le navi della flotta dell'ammiraglio Lupo di Mare. Questa volta però ci saranno anche delle pause. Ecco, arriva la prima bordata. La seconda bordata. La terza bordata. Questa volta la soluzione la dico io! Nella fila rosa la sequenza è così: una nera, una pausa, 2 crome, una nera. Nella fila verde invece è così: 2 crome, una nera, una pausa, una nera. Nella fila azzurra abbiamo 2 crome, una pausa, una nera e un'altra nera. È giusto, signor Nostromo? Ora gli daremo noi un saggio della nostra potenza. Ascoltate, e seguendo lo schema pagina 149 potrete sentire la risposta dell'ammiraglio al fuoco di Solfamorgan. Fuoco con le bianche! Fuoco con le nere!
Fuoco con le crome! Si stanno ritirando! Evviva! Non mi fido. Nostromo, ordini che nessuno abbandoni il proprio posto. Potrebbe essere un tranello di quell'astutissimo pirata. Pagine 150-151. Le canzoni di Cristina. Mamma mia, che paura! Dobbiamo risollevare il morale della truppa con una bella canzone. Oh, mi sembra un'ottima idea. Cristina! Sì, Cristina! dimmi, Cirillo. Posso cantare questa canzone? Ma certo! È troppo forte! Va bene, fammi ascoltare. Ok! Da dove arriva il vento e dove se ne va? E questo è un argomento a cui nessuno sa rispondere, per certo, e questo sai perché nessuno l'ha scoperto, un gran mistero è. Cavalca l'acqua nel mare blu, la neve bianca che cade giù, vola sui monti in alto lassù, il vento soffia sempre di più. Chi mi sa dir che il vento le dà? È un bimbo vecchio ma chi lo sa? Soffia con forza ma poi però lui si nasconde dove non so. Soffia qua, soffia là, soffia qua, soffia là. Bravissimo, Cirillo. E adesso prova a suonarla con la tua tastiera. Ci scommetto la promotion che la suonerò benissimo. E voi, bambini? Il vento arriva e vuole giocare, sciarpe e berretti prova a rubar. Alla mia porta lui bussa già, vado ad aprire ma dove sta? Si è già nascosto con una vita, ma appena chiudo ribusserà. Timido e brutto lui certo è, per non mostrarsi neppure a me. Chi ha visto il vento negli onette, timido e brutto lui certo è. Chi ha visto il vento negli onette, chi ha visto il vento? Pagine 152-153. Ammiraglio, le navi di Solfa Morgan sono di nuovo in vista. Gli uomini sono tutti ai loro posti? Signor sì. Allora ordini a tutte le unità di salpare. Questa volta non ci coglierà di sorpresa.
Ammiraglio, le navi di Solfa Morgan sono a portata delle nostre batterie. Bene, allora aprite il fuoco! Mentre fuori succede il finimondo, mi è venuta un'idea. E forse questa volta il capo mi dà un premio. A pagina 152 e 153 ho disegnato le navi di Solfa Morgan e di Lupo di Mare. Ora vi faremo sentire le bordate sparate dalle due flotte e voi dovrete capire quali sono le navi affondate, guardando i segni delle bordate sulle fiancate di ciascuna. Sentirete, alternati, prima una bordata dell'ammiraglio, così. E poi una bordata di Solfa Morgan, così. Poi ancora una dell'ammiraglio, una di Solfa Morgan e così via. Ogni volta che sentite i colpi dell'ammiraglio vuol dire che viene affondata una nave pirata e viceversa. Voi dovrete individuare la nave colpita in base alle bordate sulle loro fiancate e segnarla con una matita. Quindi scriverete il numero corrispondente alla nave affondata nelle caselle in fondo a ciascuna pagina. Vi servirà per controllare la soluzione. Siete pronti? Via! Ecco la prima bordata! È Lupi di Mare ad aprire il fuoco! Quale nave di Solfa Morgan è stata affondata? Avete sentito? Erano 2 crome e 3 nere. Cercate nella flotta di Solfa Morgan la nave con queste note. Fateci sopra una bella crocetta e segnatene il numero nella prima casella in fondo alla pagina. La risposta di Solfa Morgan non si fa attendere. Ascoltate! Ora segnate la nave colpita da Solfa Morgan e scrivetene il numero nella casella in basso. Ed ora le bordate successive. Seconda bordata di Lupo di Mare. Seconda bordata di Solfa Morgan. Terza bordata di Lupo di Mare. Terza bordata di Solfa Morgan. Quarta bordata di Lupo di Mare. Quarta bordata di Solfa Morgan. Quinta bordata di Lupo di Mare. A questo punto uno dei due contendenti ha finito i colpi e non può più sparare. Chi ha vinto? L'unica nave rimasta a galla è la numero 3 della flotta dell'ammiraglio. Le navi di Solfa Morgan sono cadute in questo ordine: 4, 2, 3, 1, 5. Quelle dell'ammiraglio in questo ordine: 5, 1, 4, 2. Pagine 154-155. Le canzoni di Gioca e Suona. Ragazzi, cosa ne dite del gioco inventato da Filippo? Vi è piaciuto? Per tutti, mam! Non ce ne potrebbe fare un altro? Io a scuola, cioè, volevo dire a casa, con i miei amici gioco sempre alla battaglia navale. Cirillo, ma per tutti i baobab. Si dice mam!
è possibile che tu non ti stanchi mai di giocare? Adesso è il turno del maestro. A me piace anche il maestro! Bravo, Cirillo! Ragazzi! Ragazzi! Adesso guardate a pagina 155. Vedete che sui vostri tastini colorati ci sono dei personaggi nuovi? Ma non sono nuovi, noi li conosciamo già. C'è la nota nera, poi c'è la pausa della nota nera, poi ci sono le crome e in fondo ci sono anche delle bianche. Bravo, Cirillo! Allora sai anche che la nera vale 2 crome e la bianca ne vale 4. Ah, certo! Ce lo ha detto il nostromo! Allora prova a suonarla sulla tua tastierina. Pagine 156-157. Le interviste di Cristina. La bacchetta del maestro. Signora Bacchetta, signora, mi scusi, ma se dobbiamo fare questa intervista occorre che lei stia un po' ferma.
Ha ragione, ma se non fate tacere questa musica mi sarà difficile stare ferma, Ma se lei non si ferma, la musica continua, perciò... Va bene, però mi lasci concludere. Sono tutta per lei. Oh, benissimo. Cominciamo con la sua storia. Quali sono le sue origini? In origine noi Bacchette eravamo molto grandi e ingombranti, dei veri e propri bastoni, come quelli che usano ancora oggi i direttori di certe bande militari. In quel periodo il nostro compito durante l'esecuzione era esclusivamente disegnare il tempo. Poi, mentre le nostre dimensioni diminuivano, aumentava la nostra importanza. In che senso? Io so che lei è una Bacchetta molto importante. Sì, è vero, io sono la Bacchetta del maestro Arturo Toscanini, una delle più famose e autorevoli della storia. Molti nostri amici non sanno perché siete così importanti. In fondo sono quelli dell'orchestra a suonare. È vero. Certo, quelli dell'orchestra sono importanti, ma molti non sanno quanto si lavora prima di tenere un concerto in pubblico. Ecco, per esempio, il grande Toscanini, durante una prova, era un direttore molto severo e un po' burbero. Ascoltate. Maggiore. E leggero, via. Piano, Luca P. Piano, stringendo. Contrabbassi, forni e corte note. Short note. So, sembrano dei carri, non so mica strumenti, short note. Ancora un po'. In mezzo. Avete sentito? Pagine 158-159.
Il teatrino di Gioca e Suona. Guglielmo Tell. Oggi vi presento un personaggio che... ma non voglio svelare subito questo mio asso nella manica. Vi dirò in primo luogo che la vicenda si svolge in un paese che tutti i bambini sognano di visitare. Sapete perché? C'è la cioccolata più buona del mondo. Ma ai tempi in cui si svolge la nostra storia, la cioccolata non era ancora arrivata. Però, c'era una mela. La storia di questa mela è un po' triste, sì. Era una bella mela verde e anche un po' orgogliosa. È sipario. Hai detto orgogliosa? Certo, e ha ragione. In fondo noi siamo stati testimoni dei grandi avvenimenti dell'umanità. Vuoi qualche esempio? Adamo ed Eva e l'uomo ha perso il paradiso terrestre. Paride e le 3 dee ed è scoppiata la guerra di Troia. Newton e abbiamo saputo che le mele, ma anche gli altri oggetti, cadono. Ti basta? Sì, mi basta. Ma adesso raccontaci la tua storia. La mia storia? Te la racconterò facendomi aiutare dalla musica di Rossini. Vuoi dire che lui ti ha dedicato una musica? Non proprio a me. Rossini l'ha dedicata a Guglielmo Tell, che era un uomo forte e coraggioso. Guglielmo viveva in Svizzera ed amava molto la natura e la sua famiglia, in particolare suo figlio Guglielmino, ma amava anche la libertà. Purtroppo il suo bel paese era oppresso da un tiranno e per questa ragione gli abitanti di questo paese erano tristi. Un giorno Guglielmo decide di ribellarsi, ma il tiranno lo fa imprigionare. Se vuoi avere salva la vita, gli dice, devi colpire con una freccia una mela posta sul capo di tuo figlio. Il piccolo Gemmi, Guglielmino, sa che suo padre è molto abile con la balestra ed è tranquillo. Ma io... lasciamo perdere. In fondo, essere colpita da una freccia o essere sbucciata con un coltello, cosa cambia? È il nostro destino. Guglielmo colpisce il bersaglio, ma il tiranno scopre che ha con sé una seconda freccia. Perché, gli chiede, hai questa freccia? Era destinata a te se avessi sbagliato la mira. A questa risposta il tiranno ordina ai suoi di uccidere Guglielmo e Gemmi, ma tutta la popolazione insorge e il tiranno è costretto a fuggire.
Nel paese torna la pace, la libertà e il benessere. Che cosa ne dite, ragazzi? L'avreste immaginato voi che le mele fossero così importanti? Provate a fare un gioco con i vostri amici, una ricerca divertente. Quante volte appare la mela nella storia dell'uomo, nei proverbi e nei modi di dire? Un consiglio: fatevi aiutare e scrivetemi le vostre scoperte. Pagina 160. Oggi il maestro ci ha preparato una canzoncina un po' speciale. Si chiama È arrivato l'ammiraglio e se siete in 3 la potete suonare con 3 tastierine contemporaneamente. Infatti, se guardate lo schema di pagina 160, vedrete che accanto alla prima fila di tastini c'è una grossa nave, l'ammiraglia. Accanto alla seconda fila c'è una nave media e accanto alla terza una nave piccola. Se siete in 3, ciascuno di voi si sceglierà una nave e suonerà seguendo i tastini corrispondenti. Attenzione, quando andate a capo dovrete riprendere la fila della nave che avete scelto. Se invece non potete suonare insieme ad altri amici, basterà seguire la canzoncina suonando una prima volta i tasti della prima fila, poi una seconda volta con i tasti della seconda fila e infine, se ne avete voglia, un'altra volta ancora con i tasti della terza fila. Vogliamo provare? Vedrete che è molto divertente.